Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come andate veneziano, finalmente FF1 2016. Allora, spieghiamo una cosa. Io intanto ho fatto le prove libere. Sono andate insomma così. Ho preso qualche gettone per lo sviluppo, sto sviluppando il motore, però ragazzi a livello esperto con la Renault, perché ho scelto la Renault. Prima volevo scegliere la McLaren, però poi ho detto no, partiamo in fascia 3. E alla fine tra Sauber, Manor e Renault, penso Renault. È difficile ragazzi, anche a livello esperto, perché leggenda e definitiva là è ancora proprio impensabile, ma anche esperto faccio fatica, infatti penso che queste qualifiche arriverò ultimo secondo me, vabbè. Comunque l'obiettivo è qualificarsi almeno 17esimi e sconfiggere i Joylon Power. Sarà dura, ripeto, e voglio anche fare una premessa. Ragazzi, questa serie sarà la serie cumendiana, io vorrei fare tutte e 10 le stagioni, però non aspettatevi le prestazioni mondiali come fanno tanti che giocano così. Qua ci sarà il coinvolgimento cumendiano, quindi la pazzia pura, lo sapete. Danni, incidenti, vabbè, perché lo so che ci saranno, ci sono sempre sulle serie cumendiane, colpi di scena tipo che arrivi a un punto dal mondiale all'ultima giornata, queste cose qua. Però fare la guida perfetta la vedo dura, perché è veramente dura, devo allenarmi come una bestia. Infatti per la prima stagione tengo 25%, non sono ancora in grado di fare il 50% mentre parlare, perché è veramente dura. Vabbè, io direi di partire. C'è anche la nostra Emma che è un puttanone ragazzi, però non possiamo parlare tanto perché sennò Sara si incazza. Eccoci qua, siamo pronti. Ho sviluppato la prima parte del motore, molto bene, godo. Poi le classifiche, sarà trofei, solite robe. Ok, stagione. Vabbè ragazzi, io direi di partire. Vai alle qualificazioni. Ho fatto qualificazioni complete, quindi qualifying session. No, sono felicissimo ragazzi, perché il gioco veramente è bellissimo, difficilissimo. Non mancheranno i colpi di scena, però è dura. Quindi farò qui in questo video le qualifiche e dopo la gara in un altro. Voglio fare 2 video per Gran Premio. Benvenuti a Melbourne, dove stanno per iniziare le qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Questo è il tipo di pista che le gomme posteriori se le mangia a colazione, o almeno così mi dicono i piloti. Qui le caratteristiche della vettura contano quanto lo stile di guida. Ci sono molte curve con uscite lente, quindi le gomme posteriori saranno sotto sforzo. I piloti dovranno gestire bene l'accelerazione per non farle pattinare troppo, altrimenti slitteranno, si surriscalderanno e si consumeranno. Ok ragazzi, qualifying session. Sarà una vera sfida finire questa sessione, ma cerca di fare del tuo meglio. Ok, andiamo un po' avanti veloce. Aspettiamo un po', sì, non arriveremo mai al Q2, spero almeno non ultimissimo, però la vedo dura ragazzi. La prova qualifica mi ha dato l'ultimo posto, quindi non ci sono belle notizie. Andiamo, dai. Vediamo l'assetto. Ok, usura 0. Non dovrebbe piovere. Se arriva una Vai. perturbazione ti avvisiamo. Vai ragazzi, iniziano le qualificazioni del Gran Premio d'Australia. Dai Beppe. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Aspetta un attimo però. Vai, miscela grassa. E andiamo. Andiamo raga, vai che andiamo. Vai con le qualificazioni. Almeno 21esimo, la soddisfazione di non essere ultimo, cazzo. Mamma mia, già rischiamo, devo chiaramente osare. E rischio di fare i cappelloni comendiani. Non dovevamo demoralizzarci dalle prime gare, perché chiaramente non avevamo la macchina sviluppata, avevamo un cazzo. Quindi non incazzatevi se facciamo gli ultimi posti in qualifica. Prendo un cordolo, rischio tanto. Niente, devo stare calmo. Ci tengo a far bene, perché è un gioco che mi piace tantissimo, però cosa succede? Bandiera verde. Qualcuno ha combinato qualcosa anche in qualifica.
Dai, spingi sto catorcio infernale. Si prende anche il paletto, ma il primo giro abbastanza da dimenticare. Tanto il giro record c'è la pole position provvisoria è Gigi Hamilton. Sarebbe bello finire nell'obiettivo che è il 17esimo, ma la vedo molto improbabile. Vai. 30, 31, 32. Ciao. Ultima posizione. Si va alla grande. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Vaffanculo. Devo concentrarmi, cercare di fare il miracolo, anche se sarà molto dura. Ok, buono, devo fare un buon giro. Dai Comendino, Il giro di Jolion è più veloce del tuo. Jolion è più veloce. Jolion, il cazzo duro Jolion. Quel porco di Jolion. Buono, dai Kume. Devi spingere come un figlio di buona donna. E c'è Jolion. Mi secca avere già Jolion davanti, però in qualifica, le prime qualifiche faccio sempre cagare. E qua siamo anche in Australia, gara molto favorevole per me. Vai, vediamo cosa combino. Ancora 22esimo, mi sono anche migliorato di parecchio. Provo l'ultimo giro, ma boh, è veramente impossibile in qualifica allora. La cosa mi rassicura molto, ragazzi. Voi commentate, lo so ragazzi, cercate di fare anche critiche costruttive per darmi dei consigli. Purtroppo non posso usare il volante perché Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. non è compatibile quello che ho. Porca mignota, questo potrebbe essere un buon giro. Dai Kuma, regalaci il The Dream. Al terzo e ultimo giro 3 ne posso fare onestamente. Ah, qua vado un po' lungo. Non mi salvo. Qua un po', no, qua cordolo pieno, va bene. Ho quasi un secondo di vantaggio dal mio tempo, penso che sia del mio tempo. Se non guadagno qualche posizione adesso, cioè veramente arriverò sempre ultimo. 1 e 2, dai. 29, 30. Ma com'è possibile? Scusa un attimo, ma cazzo, cosa ho messo? Livello leggenda, Dio Cristo. Che sporo 3 decimi dal penultimo. Poi è impossibile. Niente. Tempo insufficiente. Ok. No. Vabbè. Ragazzi, devo migliorare veramente tanto. Altro che disastro, ragazzi. Che disastro. Non pensavo così male, sono sincero. Sono uscito per sbaglio, scusate ragazzi. Però la situazione è veramente tragica.
Ci qualifichiamo ultimi e ho cercato di fare anche un giro positivo con 3 decimi dal penultimo, dalla Manor. Io devo prendere la mano a sbrega, Devo prendere la mano a sbrega. Madonna, sono scioccato, ragazzi, sono scioccato. Cioè... non so, chiaramente non posso mettere ragazzi di livello professionista perché allora, cioè, veramente mi deprimo e mi butto giù. E... sì. Ecco, un attimo di commentini per capire dove sbaglio e come fare con il pad, visto che purtroppo il pad, quindi non è che alternativa, purtroppo il volante non va. Bene. Chiaramente Joylon è in fuga adesso. Sì. Mamma mia. Stiamo straperdendo. Chiaramente la gara è diversa, però. Vediamo quanto perdo. Ok. Crisi, come dire, una segreteria. Puttanone. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Finisci la gara almeno 19esimo, Joylon Palmer sconfitto. Vabbè, io ci provo ragazzi, ma ripeto, ho bisogno di consigli perché l'impatto, cioè io ho giocato nel 2015, non ho mai giocato praticamente, dal 14 al 16 era un impatto devastante. E anche a livello esperto queste sono le figure. Molto bene, raga, un saluto del comandante veneziano, non vedo l'ora di fare la gara di Formula 1 perché questo gioco è comunque stupendo. Ciao!